buonasera. È il primo Consiglio Comunale del 2017. Il Consiglio Comunale non ci sono comunicazioni del Sindaco. Passo alla segretaria il microfono per l'appello nominale e poi procederemo al Consiglio. Buonasera a tutti. Allora, procediamo all'appello per verificare chi è presente. Allora, Sindaco Pagaggini Luigi, presente. Capocchi Franco, Cerone Elio, Arizzini Enrico, Benzi Elisabetta, Rossi Ennio, Piccini Enzo, Becchini Samuele, De Muro Antonio, Sacchi Anna, Veniere Alberto, Baffoni Luciano, Sbroli Manuela e assente. La seduta è valida, si può procedere. Grazie. È presente anche l'assessore esterno Roberta Stancasciani, che non ha diritto di parola se non per gli argomenti inerenti alla propria delega. Come ho anticipato, non ho comunicazioni importanti da dare. La comunicazione che questa sera, oltre che bilancio, che è un punto fondamentale dell'atto amministrativo di questo comune, che comporta anche l'iter per procedere a fare tutte le opere necessarie, perché se entro oggi non approvavamo questo bilancio non avevamo nemmeno il modo di poter in qualche maniera andare avanti per quelle che erano le gare d'appalto eccetera, per tutte quello che è la documentazione programmatica del 2017, 2018 e 2019, quindi è il Consiglio Comunale che è il più importante dell'anno. Oltre a questo annuncio che al 12° punto dell'ordine del giorno non ci sarà un'approvazione di fatto, ma ci sarà invece un'esposizione da parte del gruppo attività produttive riguardo a quello che sono gli interventi che il Comune di Piancastagnale vuole fare nel settore della pelletteria. Questo avverrà dopo che avremo anche una persona esterna che ha lavorato su questo oggetto, quindi su questa materia, in modo da poter dire sia al pubblico ma anche ai consiglieri comunali quelli che sono gli obiettivi di questa maggioranza, e avendo anche la trasmissione che ci riprende da dare notizie ai nostri cittadini. Passo quindi al primo punto dell'ordine del giorno. Prego anche il ragioniere Basta per cortesia per quelle che sono le sue competenze. Benissimo. Approvazione verbali sulle precedenti. Chi approva? Prego. Sui verbali del Consiglio del 16/11/2016, perché credo che si debbano approvare sia i verbali del penultimo Consiglio che quelli dell'ultimo Consiglio, perché nel penultimo non erano stati approvati. Siccome nell'ordine del giorno è scritto delle sedute precedenti, presumo che ci siano anche quelli del Consiglio del 16/11, cioè del penultimo. Non sono stati approvati No, il verbale del precedente Consiglio. Esatto. Dato questo dato perché si parla di sedute precedenti, non della seduta precedente. Allora, si rinvia il secondo punto dell'ordine del giorno, ragioniere Bazza, anche vice segretario. I verbali del 13/11 dove sono? C'è la segretaria, perché il verbale non è... No, vieni perché poi bisogna che tu ci dia spiegazione di sta cosa. Allora, il segretario che oggi è di turno, un segretario nuovo, perché ogni volta c'è una segretaria, quindi logicamente non conosce la materia, io chiedo al vice segretario quali sono le ragioni per pronunciare il verbale del 13.
Provano oggi. Sono quelli. Sono questi, Ma c'è stato anche un consiglio successivo al Quando? Il 31 novembre. Subito Cioè, il 30 novembre c'è stato un consiglio comunale Esatto. e non sono stati approvati, quindi in quel consiglio comunale non c'era un punto approvazione delle No, ci sono. Si approvano i verbali dei consigli del 16 novembre e del 30 novembre. Non va. Allora c'era, ma qualcuno si vede. eccovi qua, ci sono. di due sedute Ma ci sono? Adesso Avete guardato? Sì, mi stavate contestando che mancavano i verbali ci sono tutti. No, non stavamo contestando. Io ho chiesto, voglio fare un intervento su un verbale del 16-11. Mi è stato detto che non c'era. Non è stato veramente, io così non avevo inteso, ci siamo fraintesi. Comunque, chi approva i verbali dell'istituzione presidente? Io voglio fare un intervento su un verbale del 16-11. Allora, no, ok, d'accordo. Ne do lettura. Allora, presa visione della registrazione filmata del Consiglio Comunale del 16-11-16 e del verbale relativo all'interrogazione sull'impianto elettrico, dichiaro di non approvare tale verbale in quanto infedele, me ne dispiace per chi l'ha redatto, ma non riporta tutto quanto detto dal sindaco. L'aggressione la si intuisce dal linguaggio, il tabacco da sala consigliare, la delegittimazione, siete incompetenti, non sa leggere, faccia la professoressa, era una cosa palese, ma non veniva riportata un'insinuazione. Chissà da chi se le fa scrivere le interrogazioni. Al di là del fatto che io so scrivere e bene, non sono nella forma, e questo non lo dico solo io, me lo hanno detto due concorsi che mi hanno ben vinti, che mi hanno abilitato alla professione di insegnante prima e di dirigente poi. Insinuare che mi faccio scrivere le interrogazioni è una chiara diffamazione, ancor più grave in quanto pronunciata in una pubblica assise. Ma tant'è, questo è il pensiero del sindaco, a cui comunque rimane l'onere di spiegare e di illustrare le strategie dell'amministrazione e di dare risposte a cittadini e consiglieri. Non importa come sono le domande, pertinenti, impertinenti, in luogo, fuori luogo, se esprimono assenso e ancora di più dissenso. Così vuole la dialettica amministrativa. Chiedo che sia allegato al verbale di oggi. Bene, allora anche questo è stato registrato e il sindaco risponde alla dottoressa Anna Sacchi, che dico con molta chiarezza perché non me ne manca la facoltà di dirlo, che la dottoressa Anna Sacchi sarà stata una bravissima professoressa, una che avrà preso tutte le abilitazioni per fare la professoressa eccetera, ma oggi di nuovo dimostra di non essere una brava consigliera comunale. Lei doveva soltanto eccepire oggi e invece ha approfittato di dire che i verbali non sono secondo lei stati redatti. Quando parla uno per cortesia si parla e poi non c'è diritto di replica. Anche questo qualcuno dovrebbe leggere i regolamenti comunali, la dottoressa ha fatto lettere, sa leggere, quindi benissimo legge i regolamenti comunali. Sto dicendo che anche oggi ha approfittato di una cosa che non doveva fare dai regolamenti comunali, perché è andato a fare delle produzioni su dicendo che cos'è, quanto è brava, che è così preparata, eccetera, che non c'entrano nulla, vuol dire. Lei doveva soltanto dire che in questo punto non è stato riportato fedelmente ciò che io ho detto e noi dovevamo prenderne atto. L'altro punto bisogna, invece lei come logico è andata fuori
per dire le sue, quindi anche questo, e così continua, come vede, lei interferisce mentre io parlo, è un abuso di un esercizio che lei non può fare. In Consiglio Comunale ci si agisce secondo quelle che sono regole del Consiglio Comunale, non quelle che sono le attitudini che uno vuole prendere, vuole fare o vuole dire. La regola del Consiglio Comunale è: a verbale non corrisponde a quello che dico e specifica in cosa non corrisponde. Non puoi avvarci le proprie conclusioni, descrizioni, elogi, non elogi, a lei o al sindaco, eccetera, perché questo non è nella forma. Quando c'è l'approvazione verbale sulle precedenze si dice approvo, non approvo, oppure si chiede di ratificare dove non è stato esatto quello che è stato detto. E anche qui si abusa di nuovo di quello che non si deve abusare, per cui chiedo alla dottoressa Sacchi il rispetto di quelle che sono le regole del Consiglio Comunale. Grazie. Questo è il argomento. Chi approva? Chi vota contro? Chi si astiene? Due contrari, l'atto è approvato. Terzo punto, di contenzione unico di programmazione 2017-19, approvazione. Ne parla il vice sindaco, Presidente Manere. Grazie. Documento unico di programmazione. Il principio contabile applicato alla programmazione di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 118/2011, in luogo della vecchia relazione previsionale programmatica, introduce il DUP quale strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali. Si tratta di un nuovo strumento di programmazione che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione. Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Il processo di programmazione che si svolge nel rispetto della compatibilità economico-finanziaria, tenendo conto della possibile evoluzione di gestione dell'ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai programmi e piani futuri riferibili all'emissione dell'ente. All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata. Si ricorda infatti che dopo un periodo di sperimentazione avviatosi 3 anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile e ad applicare i nuovi principi previsti dal decreto legislativo 118. Una rilevante novità è costituita dallo sfasamento dei termini di approvazione dei documenti. Nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato da ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato entro il 15 novembre. In quella data potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguare i contenuti ed eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. La presente nota aggiuntiva adegua infatti lo strumento di programmazione DUP approvato con deliberazione del Consiglio nell'agosto 2016 per meglio definire i dati contabili necessari alla costruzione dello schema di bilancio finanziario 2017-2019 in relazione a quanto disposto dalla legge di stabilità 2017 e dalle grandezze finanziarie della proposta di bilancio approvata dalla Giunta con deliberazione 6 del 10 gennaio 2017. La scelta politica dell'amministrazione è stata comunque quella di affrontare la complessa e profonda riorganizzazione del sistema dei tributi locali, perseguendo equità e riduzione del carico fiscale sul cittadino, in particolare per le rendite più basse e famiglie con figli, impegnandosi fin da subito a produrre anche per le annualità successive ulteriori riduzioni di spesa e incrementi di entrata tali da evitare futuri aumenti del prelievo fiscale altrimenti necessari.
Con questo impianto generale fortemente improntato alla ricerca di efficienza, continuerà ad essere garantita la continuità dei servizi, promuovendo anche forme di collaborazione e di convenzionamento con altri comuni o con l'Unione dei Comuni, obiettivo su cui intendiamo lavorare per la più ampia partecipazione sul territorio. Farà parte della sezione strategica anche l'implementazione degli strumenti attraverso i quali abbiamo inteso rendicontare in maniera trasparente l'operato nel corso del mandato per coinvolgere i cittadini del livello di realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi. Abbiamo ritenuto infatti altamente strategica l'iniziativa denominata amministrazione partecipata, che ha visto il coinvolgimento di rappresentanze cittadine in vari settori di interesse collettivo, quale la geotermia, urbanistica, ambiente, solidarietà, territorio e sistema rifiuti, attività di promozione turistico-ricreative. Farà parte della sezione operativa che riguarda la temporalità del bilancio di previsione invece l'adeguamento riferito principalmente agli investimenti, sia per interventi previsti nel programma delle opere pubbliche di importo superiore a 100.000 euro, sia per gli altri di importo inferiore alla soglia dei 100.000 euro. Anche la modifica del vincolo di patto di stabilità sugli investimenti in annualità in pareggio di bilancio continua tuttavia nella limitazione della crescita e richiede anch'essa una forte concentrazione sulle principali opere pubbliche da poter realizzare, unitamente ad una notevole attenzione al circuito temporale delle entrate di cassa e uscite di cassa in modo da massivizzare gli investimenti. In sede di predisposizione del bilancio 2017-2019 si valuteranno gli interventi definitivi anche sulla luce dei fondi che saranno resi disponibili. Gli investimenti relativi all'anno 2019 invece potranno avere carattere di incertezza, in quanto essendoci le elezioni amministrative si lascia alla nuova amministrazione la scelta operativa. Ci sono interventi? Ma questo documento di programmazione, c'è una prima parte strategica e una parte operativa, mi pare che riassuma poi tutta l'attività dell'amministrazione, quindi riassume le opere pubbliche e i vari capitoli delle missioni, quegli ambiti, quei settori che vengono chiamati nell'anglosassone missioni, un'altra cosa. Quindi comprende già i punti successivi, quindi comprende il piano triennale di lavori, comprende tutte le spese delle varie, quindi è un bilancio di previsione. Parte la premessa strategica che indica la vision, quelli che hanno la visione dell'amministrazione. La seconda parte in realtà è tutta la parte operativa. Quindi ci sono, contiene già tutto quello che è nei punti successivi. In pratica contiene i punti successivi, in particolare mi pare che le opere pubbliche siano esattamente quelle del bilancio. Vedo nelle opere pubbliche c'è una prima parte annuale per il 17 e una parte triennale che richiama il 17 e poi il 18 e il 19. Mi pare di aver capito così, perché è un documento mi pare piuttosto complesso, però insomma quando devo guardare mi sembra di aver visto questo e quindi faremo qualche considerazione sul piano delle opere sul programma triennale, che non ripeterò dopo quando si parla di piano di programma triennale. Le cifre che in parte già si conoscono, alcune delle quali sono scontate, mi sembra però che riteniamo che per esempio le spese per la progettazione della fonte di voltaia sia una spesa molto onerosa
non ho visto il progetto e chiaramente il progetto comprenderà qualche cosa oltre la fonte, oltre le fonti. Però insomma, secondo noi si poteva fare un piano e un progetto più dimensionato e destinare una parte ad altre cose che poi insomma diremo. Riteniamo la destinazione non di quest'anno ma del 2018-19 e non molto troppo onerosa per il recupero dell'area del Siele. E poi insomma c'è forse qualcuno la mia fissa, non è previsto nulla per il Palazzo Borgo. Ho visto che nella missione numero 5 della sezione strategica si parla di, riporto le parole precise, ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico, culturale e del patrimonio architettonico. E a proposito di questo vorrei dire anche che nel Consiglio Comunale del 12-10-15 unanimemente fu approvato una mozione che richiedeva un bando per un concorso di idee, che evidentemente non se ne è fatto niente. E poi un'altra cosa mi prende un po' di più. Nel miglioramento strutturale delle scuole elementari di inadeguamento sismico sono previste 300.000 euro sacrosanti, però per il 18. Con gli eventi che ci sono stati, che ci hanno spaventato tutti, e visto che siamo anche nel centro Italia, non sarebbe più opportuno anticipare questa spesa al 17. Capiamo che le spese sono allocate, quindi se si toglie dal 17 dal 18 si mette nel 17 bisognerà togliere qualcos'altro. Però insomma questo fenomeno sismico ci ha rattristato e ci ha impaurito tutti. Quindi, visto che le disponibilità economiche ci sono, chiederemo una revisione perché soprattutto su queste tre cose. Allora, riguardo mi chiedevo qual è la portata, diciamo, normativa di questo documento, cioè, visto che nei punti successivi appunto c'è approvazione del piano mi sembra che sia più l'indicazione di una procedura organizzativa che non il merito proprio specifico delle opere. Poi occorreranno successivi provvedimenti, eccetera, eccetera. Credo che sia così. Documento di programmazione. Allora io comunque su una sola cosa che come è noto è un po' cioè, io sono contrarissimo a tutti i modelli organizzativi, associativi e tutto il resto, perché credo che sia piano piano lentamente svuotate le comunità locali, i poteri locali di una funzione essenziale per i cittadini e per il territorio. Insomma, io se devo andare a pigliare una licenza un po' per dire a Gallina, ora non è che sono con Gallina, o cose di questo genere, mi sembra che sia un minus e che forse uno sforzo maggiore da parte nostra sarebbe quello proprio di ridare una corposità al comune. Noi non siamo mica obbligati a fare queste cose, non credo. Quindi io sono contrario, diciamo, a questa approvazione nella parte perlomeno che indica questa volontà associativa, perché io non condivido nessuno. Per il resto credo che sia il discorso che ho detto prima, cioè questo è un documento organizzativo, non è un documento immediatamente, come si potrebbe dire, precettivo. Però poi
No, citano delle cose che stanno dentro che poi successivamente vanno approvato però con atti proprio specifici. Allora, riguardo alla conservazione posso rispondere con chiarezza. Riguardo alle fonti di voltaia, oltre che la cifra non soltanto è programmatica ma è già in gara d'appalto, è stata già data all'Unione Comune per la gara d'appalto dopo aver fatto un'amministrazione di interesse, è stata verificata completamente attraverso un architetto di zona che ha fatto la progettazione, che ha visto com'era le condizioni di questa fonte di voltaia ormai in situazioni veramente deprecabili, se non vergognose, seppur ci sono stati fatti degli interventi sopra, ma non sono stati assolutamente poi soddisfacenti dal punto di vista operativo. Non posso entrare nel merito di quelle che sono le valutazioni che è stato approvato dalla sovrintendenza, così come è stato fatto. La sovrintendenza ha dato anche delle prescrizioni per cui la cifra, se è così, è stata dovuta a come era messo l'immobile e quello che si verrà per recupero. Quindi, non essendo un tecnico, non potendo fare una valutazione, mi devo riferire a quelli che sono i tecnici che hanno le competenze necessarie, a chi più di me sa quanto può costare per recuperare quelle fonti, per cui quella è la cifra che non ha indicato l'amministrazione, ma che è stata la valutazione fatta dall'architetto progettista del caso, che è un architetto progettista anche di zona, quindi conosce bene la situazione, sia da quello che fosse la sovrintendenza, per cui credo che la cifra era necessaria. Quando si fanno le cose si fanno bene, non si fanno per niente, invece che magari aver sperperato soldi come è stato fatto in precedenza per fare i tamponamenti. Quindi questo sarà un lavoro definitivo, come è stato quello delle fonti di Borgo, che credo che siano stati apprezzati di tutti, almeno l'apprezzamento che ho avuto che non unanime. La stessa cosa se si ripete delle fonti di voltaia, un arricchimento certamente per il comune anche in quella che è poi la valutazione di fare il percorso delle acque. Riguardo alla tematica terremoto, sismico, scuole eccetera, anche qui devo dire una cosa con molta onestà, che da quando questa amministrazione si è insediata avevamo trovato le scuole come fiore all'occhiello di quella che era stata l'amministrazione precedente. Io ricordo questa espressione. E le scuole sono state revisionate, riviste tutte, e questo fiore all'occhiello mancava addirittura di quella che era la valutazione sismica. I terremoti ci sono sempre stati, purtroppo vengono anche all'improvviso. A Piancastagnai ne abbiamo avuto anche un'esperienza. Quindi Piancastagnai è uno dei paesi che invece che il fiore all'occhiello dovrebbe essere qualcosa di più, deve essere la stabilità e la sicurezza dei nostri figli. Per cui il comune di Piancastagnai, questa amministrazione ha dato l'incarico all'ingegner Scavigliati di fare la valutazione sismica di tutti gli edifici del comune di Piancastagnai e edifici pubblici, compreso la caserma dei Carabinieri e tutte le scuole che non avevano nessun adeguamento sismico. Questa relazione ci è stata portata, perché è stato un lavoro veramente grosso, oneroso, ci è stata portata non più di 15 giorni fa, vero Ennio? 15 giorni fa ci è stato portati i risultati di questa valutazione, che sono tanti soldi da spenderci sopra, tantissimi soldi da spenderci, e non abbiamo detto, e nella programmazione c'era scritto questo in continua, però fortunatamente con quello che sono le leggi che stanno avvenendo ora, quello che sta succedendo, noi pensiamo di poter anticipare questi lavori anche immediatamente se non riusciamo a fare il progetto, e sarà difficile, però il nostro tentativo è quello di arrivare a fare un progetto esecutivo non soltanto dell'adeguamento sismico, ma ci vuole anche il progetto dopo viste le criticità. Ci vuole un progetto in cui verrà affidato questo progetto, e se riusciamo, purtroppo c'è stato consegnato ora per tempo che ci sono voluti, non perché l'abbiamo voluto noi, se riusciamo a farlo entro il 30 di febbraio, ci verrà consentito di usufruire di quelli che sono stati gli avanzi dell'amministrazione della precedente amministrazione, andando in deroga al patto di stabilità. Quindi anche questo è stata una preoccupazione forte, sentita e voluta, e ci siamo arrivati. Noi da 15 giorni abbiamo tutto quello che sta il progetto, cioè il progetto della criticità. Abbiamo avuto quello che è la criticità da parte appunto dell'ingegner Scavigliati di quello che sono i edifici pubblici. Dobbiamo ora fare il progetto per fare questo e finanziarlo. Se ci si riesce lo otteniamo attraverso, speriamo che venga fatta anche deroga per il prossimo anno, addirittura con l'avanzo dell'amministrazione della precedente amministrazione.
In questo momento tutto ciò che era stato fatto riguardo a quei problemi sismici delle nostre scuole e anche dell'edificio dentro l'Accademia dei Carabinieri c'è stato relazionato dall'ingegner Scapigliati e consegnato non più di 15 giorni fa. Quindi ora c'è da fare il progetto e quindi dopo il progetto la realizzazione. Per le altre opere molte sono già finanziate e sono veramente in corso parte il programma, poi dopo si vedrà dopo il triennale della relazione di bilancio. Sono già veramente non soltanto programmate ma già completate e siamo in gara d'appalto. Siamo ormai alla procedura soltanto della gara d'appalto. Ci sono altre domande? Chi approva? Chi vota contro? Contrario? Immediata eseguibilità, no? Vuole si approva l'immediata eseguibilità della delibera? Siamo due chi si astiene, chi è contrario, due contrari, anche quella immediata esecutività. Prima del contrario, però per l'esecutività siamo favorevoli tutti e due contrari. Quarto punto all'ordine del giorno, tariffe tale approvazione, ne parla il ragioniere Pietro. Per quel che riguarda le tariffe tali, noi veniamo oggi ad approvare le tariffe invariate rispetto all'anno 2016. Questo non tanto per una volontà dell'amministrazione che invece tenderebbe e tenderà a modificare le tariffe per adeguarle alla vecchiaria, ma quanto a causa del fatto che ad oggi ancora non è stato predisposto dal gestore del servizio, che è la società 6 Toscana, il piano finanziario che è alla base per poter calcolare appunto le nuove tariffe in relazione ai costi fissi e ai costi variabili del servizio. Quindi senza questo piano finanziario non è possibile modificare le tariffe facendole evolvere in quelle che l'amministrazione vorrebbe, cioè quelle che si basano anche sul numero di persone di residenti nelle abitazioni e così via. Pertanto diciamo che questa è si porta la tariffa perché è un atto obbligatorio, noi dobbiamo adottare prima del bilancio delle tariffe. Ad oggi sono queste, ma è volontà dell'amministrazione cercare di valutare e di studiare entro il 31 marzo, che ad oggi è l'ultima data utile per l'approvazione del bilancio, una modifica del sistema tariffario, non solo delle tariffe ma proprio del sistema tariffario per quel che riguarda la tassa sui rifiuti. Per far questo servirà naturalmente la collaborazione di 6 Toscana, non solamente nelle simulazioni che dovrà fare per una tariffa, ma anche nella veloce redazione di un piano finanziario del servizio per il 2017. Un'integrazione a questo, infatti troveremo nel passaggio alla relazione al bilancio, si dice ora, poi eviteremo di dirlo dopo in sede di approvazione, che in questo momento approviamo la stessa metodologia del 2016 che era costituita dal solo parametro superficie, indipendentemente da tutto il resto. Nell'annualità 2017 noi, anche se oggi, fare il passaggio alla questo, anche se oggi si conferma la precedente metodologia, non appena il gestore avrà fornito il costo del servizio, verrà applicato il nuovo metodo
che è costituito da una parte fissa che è costituita dai costi di servizio, la parte variabile che è quella che invece è influenzata da situazioni familiari. Oggi, non avendoci il piano finanziario, questa rimane con la nostra intenzione di comunque modificarla entro la data ultima di approvazione del bilancio che hanno spostato al 2017. Quanto è da portare questa tassa? Il gettito complessivo è intorno al milione e 100. No, io so sempre per gli stessi motivi, i soldi che vanno via da qualche parte, su cui non sono più d'accordo con te. Siamo qui per rifare la Repubblica Comunale, le Repubbliche Comunali, quindi tutto ciò che riguarda, diciamo, il trasferimento all'esterno sotto controllo. Bene, c'è qualche altra domanda? Chi approva? Chi si astiene? Voti astenuti? Voto contrario. Immediatamente esecutiva anche questa delibera. Chi approva? Immediatamente esecutiamo, siamo approvati, tutto Chi 26. approva? Aiuta i Guantasi, conferma. Su questo vale la stessa considerazione di prima, che per quanto riguarda quindi l'IMU rimane la stessa situazione, viene riconfermata la riduzione del 50% su della base imponibile in caso di comodato gratuito, questo è già fissato, e quindi per il 2017 rimane la stessa aliquota attuale. Per quanto riguarda invece la TASI, che è quella che costituisce il presupposto impositivo di qualsiasi titolo che detiene fabbricati e abitazioni, già prima della legge di stabilità 2016 di esenzione della TASI della prima abitazione, già noi avevamo azzerato l'aliquota che ce lo consentiva la legge 147 del 2013. Oggi si continua ancora a mantenere la percentuale TASI zero sia sulla prima casa che sulla seconda e sulle aree fabbricanti. Quindi l'introito, l'entrata di bilancio nel 2017 sarà solo quella derivante dallo Stato valutata sulla base della prima abitazione. Pertanto di nuovo, come nel primo consiglio comunale si leva la TASI, si leva la TASI anche per la seconda casa, mentre generalmente la seconda casa si paga per tutti i comuni, il comune Biancastagnaio per agevolare i cittadini non si paga la TASI, questo però, per chiarirlo, perché sembra una cosa dovuta, no? Invece con questi soldi no, i cittadini di Biancastagnaio non pagano la TASI, per chiarirlo. Questo rimane obbligatorio. No, non è obbligatorio, ogni anno si deve approvare, perché il prossimo anno uno volendo, la prossima amministrazione può decidere di farla pagare. Quindi... Questi sono soldi che rimangono a noi nel comune, voglio dire, sì. che vanno a Firenze o a Siena. No. Un'altra cosa qua che non vedo è la solita tariffe idriche. Quelle sono proprio sparite Sì, quelle sono sparite. Quelle se le gestiscono già direttamente da Firenze, non c'è proprio niente. Siamo stati espoliati completamente da qualsiasi. Però siccome il nostro lato anomalo, tanto bene, anomalo, perché non lo stiamo nel bacino geografico a parte la Toscana volendo si potrebbe ancora uscire, ma bisogna andare con la che lo raccomando. Allora, per chiarire la TASI, se no qualcuno magari può fare confusione. La TASI è in questi termini, la TASI esisteva per la prima e per la seconda casa. Il comune di Biancastagnaio, questa amministrazione, ha abolito la TASI fin da prima che uscisse fuori il decreto Renzi, no, di abolizione della TASI in prima casa, l'ha fatto l'anno precedente.
Quindi in quel momento non ha avuto quel gettito che aveva come negli altri comuni, eccetera. Cosa succede? Che con Renzi, avendo abolito la Tasi, prima casa, è stato riconosciuto ai comuni quel gettito che era venuto a mancare. Per cui ci abbiamo guadagnato 2 volte praticamente, nel senso che il primo anno ci abbiamo rimesso completamente, il secondo anno ci è stato restituito da parte del governo, eccetera, il mancato introito della Tasi, per cui abbiamo avuto questo mancato introito, eccetera. Questo non è avvenuto per la seconda casa, perché la seconda casa comunque è esente, seppure ancora la seconda parte delle altre parti si paga. Questo è. E ci costa 150.000 euro, non è che costa poco, cioè, quindi noi abbiamo esonerato i nostri cittadini da un pagamento che da tutte le parti esiste, mentre nel comune di Biancastagnaio non esiste per nulla, nemmeno un percentuale. Qualcuno in certi manifesti eccetera ipotizzava Santa Fiora, comune eccetera, in cui Santa Fiora una percentuale si paga. Chi approva? Allora una domanda, ma l'aliquota è rimasta per i fabbricati diversi dalla prima casa? È zero per tutti. È zero per tutti la Tasi. Zero. La Tasi non esiste nel comune di Biancastagnaio. Quella che si chiamava Cioè non esiste, ma per il comune di Biancastagnaio non ha. almeno per i fabbricati produttivi e Chi approva? Immediatamente esecutiva anche questa. Conferma di maggiorità. Piano triennale 8 pubblico 2017-19, ripasso la parola al vice sindaco, grazie. Di questo già avevamo cominciato la discussione, quindi rimane solo da dire che è un atto dovuto, allegato al bilancio, che prevede una serie di opere che già elencate, che hanno quasi tutte la caratteristica di essere coperte da finanziamento. Non è un elenco di opere tipo libro dei sogni, ma sono tutte opere che hanno una forte possibilità di essere finanziate. Di tutte queste opere, infatti, che hanno nell'anno 2017 montano a 1.950.000 euro nell'elenco che avete davanti, sono tutte finanziate, ad eccezione dell'ampliamento del cimitero del capoluogo, per il quale è attivata la procedura di project financing e della riqualificazione urbana di piazza Dante Alighieri, che invece ha un finanziamento parziale. Il resto delle opere del 2017 hanno tutte copertura finanziaria. Quindi se vediamo, scorriamo l'elenco dell'anno, 2017 abbiamo in cantiere il completamento del cimitero del capoluogo attraverso la forma del project financing, la riqualificazione urbana del parcheggio qui sempre a Viale Roma che ancora mantiene il finanziamento, la realizzazione di un primo stralcio delle fognature del Viale Gramsci per evitare che si crei costantemente il fiume, il recupero e sistemazione delle fonti di voltaia già in gara d'appalto, riqualificazione del parco di Crocefisso Tre Case e la nuova realizzazione dell'immobile che era stato demolito, e poi c'è il rifacimento dell'impianto di illuminazione. In questo caso è prevista ancora una quota
perché ci siamo resi conto di alcune zone che non erano servite da questa infrastruttura. Una è l'area artigianale di Casa del Corto, metà di questa area è sprovvista di servizi di questo genere, quindi andrà è sprovvista, quindi c'è una metà di quell'area che non ha energia, che non ha foglie, che non ha, quindi è in questo momento necessario implementare tutta la parte relativa all'illuminazione anche di quella lì, quindi una fase, una previsione. Ancora non abbiamo un progetto, il costo affinato, e quindi abbiamo una previsione di 165.000 euro. E poi c'è il potenziamento e il rifacimento della fognatura del Mugnellino. Questa è un'altra sorpresa che è venuta dopo una delle ultime piogge, che ha fatto saltare in fondo alla località il pozzetto, un raglione che sta portando via la strada, perché a parere nostro e dal progetto che abbiamo commissionato subito, perché lì c'è una questione di esigenza immediata, la realizzazione di quel tratto di fognatura realizzato nel 2009 non ha dal punto di vista tecnico, mentre il progetto era fatto in maniera da contenere le alte velocità, nella realizzazione invece questo tratto di fognatura appare come una condotta forzata, arriva giù in fondo in un pozzino dove c'è una curvatura a 90 gradi e lì va fuori. Quindi questo potenziamento e rifacimento è riportare la condotta e le acque di scorrimento all'interno dell'infrastruttura ad una velocità adeguata da non creare il fenomeno che si è creato ora. Una puntualizzazione, siccome era stato chiesto dalla dottoressa Sacchi anche il discorso del recupero conservativo e ristrutturazione di fabbricati all'interno dell'area miniera del Siene, in cui si diceva che queste cifre di nuovo per un bilancio del comune di Piancastagnari erano onerose, insomma, quindi incredibile. Ribadisco di nuovo, per il terzo anno che sono sindaco, 2 anni e mezzo che sono sindaco del comune di Piancastagnari, che queste cifre, come prima ha evidenziato anche il consigliere Barboni, sono programmatiche, quindi mentre le altre hanno una copertura di spesa e hanno un addebito nel corso del bilancio del comune di Piancastagnari, queste cifre sono propedeutiche al recepimento di finanziamenti, per cui se uno non c'è il progetto non può nemmeno ricevere finanziamenti, quindi non sono a carico dei cittadini del comune di Piancastagnari, ne sono a carico, eccetera. Se esiste un finanziamento di questo tipo che non altera le programmazioni di quelle che sono più immediate e generali, come quelle sismiche, eccetera, ben venga, ma se non c'è progetto non si possono ottenere nemmeno quelli, anche perché qualcuno, quando gli pare, dà importanza alle attività minerarie, al parco museo minerario della Miata, eccetera, eccetera. So che qualche azione politica è stata fatta anche riguardo a quello del parco minerario da parte di forze politiche di grossi interessi. Quando non gli pare questo villaggio minerario del Siene, che è la nostra storia, la nostra tradizione, è quello in cui la nostra gente è andata a lavorare, eccetera, e che devo dire fa parte di un patrimonio nazionale così importante, che c'è stato qui il convegno del REMI, cioè di quelli che sono tutti i parchi miniere di tutta l'Italia. È stato fatto dal Parco Nazionale Museo Minerario della Miata un congresso di tutti i parchi minerari della Miata, in cui erano presenti il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico, i direttori generali di tutti i parchi italiani, e hanno apprezzato, non soltanto apprezzato, il valore archeologico e industriale di grossa rilevanza, addirittura non italiana ma europea, di un villaggio come quello delle miniere del Siene. Ma per non far star male qualche consigliere comunale, stia tranquillo, questi soldi non sono dentro e non derivano da quelle che sono le tasse che prendiamo i cittadini del comune di Piancastagnari. Lo ripeto, non lo dico.
perché se ne fa sempre una battage abbastanza confusionaria. Io spero che anche questa volta, avendolo ribadito, una cosa sia messa bene. Questi soldi sono propedeutici, scritti in bilancio a quello che può essere un finanziamento dopo che c'è una progettazione. Il finanziamento si spera che arrivi dall'area vasta, che così noi l'abbiamo sempre portata avanti e la stiamo portando avanti insieme agli altri comuni. Se d'altronde per la stessa cosa non si possono spendere 14 milioni di euro per rimettere a posto, rivalorizzare il museo di sia stato dove, non capisco perché Castagnari debba dimenticarsi la propria storia mineraria. Resta da capire che cosa si destina al Palazzo del Marchese. Cosa si destina? Al Palazzo del Bourbon del Monte. Al Palazzo del Bourbon ora qualcuno si destina quello che fino ad oggi non è mai stato destinato, invece quello che è stato stemperato, avendo fatto quello proprio che è stato fatto, lo ripeto, l'ho detto, che è un imbalsamento di un edificio che scivola, che non è servito a nulla, è servito soltanto a creare confusione, a creare aspettative. Quello doveva essere una struttura in cui dopo si faceva quando si fanno i lavori, invece è diventato un involucro a un cadavere che sta lì dentro. Prima andavano trovati i soldi per ristabilire l'edificio e per fare la copertura. A detta di molti tecnici, il Palazzo Bourbon del Monte, con i soldi che sono stati spesi tra l'impalcatura e il tetto di lamiera che fa da cassa morta a tutto il paese, poteva essere fatto addirittura un tetto leggero, ma non andiamo ad andare alle polemiche in cui siamo andati. Dico, ognuno avrà ragione di quello che succede, Palazzo Bourbon del Monte, malgrado che nella nostra campagna elettorale non è stata nemmeno citato, quindi noi facciamo quello che abbiamo detto in campagna elettorale e forse di più rispetto a quello, quindi non ci si può rimproverare a questa amministrazione di non fare quello che ha promesso, perché noi questa cosa non l'abbiamo nemmeno promessa. È inutile che insistete su questo argomento. Malgrado ciò però ci siamo interessati, abbiamo attivato addirittura una commissione partecipata di cui qualcuno non si è degnato di partecipare per fare le proposte e per portare avanti le idee, e siamo già arrivati a un punto in cui c'è stato commissionato un progetto e già stato portato, e su quello cercheremo di andare avanti. Forse questa spiegazione del vice sindaco riguarda il Bourbon del Monte me la sta dare meglio, vero? Riguarda il progetto commissionato. Cogliamo l'occasione per rispondere alla domanda che era stata fatta prima, sempre in riferimento al Palazzo del Bourbon del Monte. E nonostante, appunto, come diceva il sindaco, la nostra non previsione nel programma elettorale, abbiamo su richiesta anche del gruppo Palazzo Bourbon del Monte dell'amministrazione partecipata di rifare un'ulteriore valutazione di quella che era la condizione di fondazione, perché tutti gli studi e quello che c'è riguardano la parte di elevazione e non approfondimenti dal punto di vista del terreno. La valutazione che era stata fatta, abbiamo commissionato alla società ingegneria la verifica della parte sotto la base di fondazione. Hanno presentato una relazione dalla quale emerge che non è un movimento dovuto al terreno, ma è un movimento localizzato dal punto di vista della pressione sul terreno. Quella parte di argilla che grava nell'angolo a sud-est, c'è una parte di argilla e quindi si vabbè, insomma lo conosciamo tutti, l'angolo di Bologna. Su quella scusa, sud est. È l'angolo. Allora, è l'angolo dove quello è stata fatta quindi questa valutazione. Sono state esaminate le opere realizzate tempo fa per
una serie di panificazioni che erano state fatte lì, tempo di baffoni. Purtroppo non hanno avuto una fase successiva di legame, perché sono rimaste delle panificazioni completamente svincolate, quindi purtroppo non è stato fatto, e quindi sono rimaste scollegate e l'effetto non è stato quello previsto alla fase di progettazione. Furono messe delle tiranti. Allora, questo studio dice che è possibile ancora recuperarlo con interventi di consolidamento partendo dalla fondazione, e si aggira con il costo di massima intorno ai 4 milioni di euro il consolidamento delle mura. Poi questa è la cifra per evitare che collassi in questo momento. Oltre a questo studio, già avevamo modo di dirlo, abbiamo attivato una convenzione con la Facoltà di Architettura di Firenze per la realizzazione della fattibilità e della progettazione architettonica per poter accedere a qualche linea finanziaria, avendoci la parte ingegneristica e la parte architettonica. Dobbiamo dare conferma all'università perché sono pronti a farci la prima presentazione del progetto nella prima decade di febbraio.